Hai mai pensato che la tua personalità potesse creare i tuoi sintomi persistenti? Magari stai soffrendo di problematiche orofacciali, dolori, sintomi di cervicalgia, cefalea, dolori ai denti o magari ai trapezi o alle spalle. E nessuno ti ha detto che la tua personalità potesse essere la radice del problema. Non te lo dico io in questo momento, lo dice uno studio del 2015 australiano dove ha messo in comparazione 37 donne con dolori orofacciali e 37 donne sane, dal punto di vista fisico, ovviamente sane. E hanno visto che ci sono delle particolari caratteristiche delle personalità di queste 37 donne che soffrivano di dolori persistenti che vorrei leggerti brevemente e vediamo se ti ritrovi in questo, perché questo è quello che alla fine vedo costantemente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, in tutti i miei clienti che soffrono di dolori persistenti. Quindi c'è una personalità che la chiamiamo cluster C, è il forte bisogno di relazioni, relazioni intime intendo. Forte timore quindi del rifiuto e della disapprovazione. Questo crea un evitamento delle attività sociali e un po' di solitudine. Un'altra caratteristica è l'eccessivo bisogno di accudimento e un forte timore di essere abbandonati. Questo crea quindi una difficoltà nel prendere decisioni indipendenti. L'ultima parte, il bisogno eccessivo di ordine e perfezionismo. Questo quindi crea rigidità e controllo e difficoltà di adattamento. Ci sono altre caratteristiche di queste 37 donne. Sono donne timide, insicure, negative, pessimistiche, con costante ansia, che quest'ansia non fa altro che anticipare il dolore e creare ruminazione, quel costante chattering che abbiamo all'interno di noi che ci dice c'è qualcosa che non va. Ovviamente questo ci fa pensare che non è solo una questione fisica, anzi nella maggior parte, nella stragrande maggioranza delle volte non lo è una questione emotiva, lavorando quindi sulla parte emotiva, sulla reazione dei nostri pensieri e dei sintomi, riusciamo a uscire da questo ciclo finalmente, un'uscita dal tunnel creando quindi consapevolezza. Questo è quello che volevo dirti. Fammi sapere se ti ritrovi in questo nei commenti.